Presidente, ancora una volta un incontro di solidarietà, un incontro sociale per il centro Guttuso, un burraco di beneficenza, un appuntamento che ormai è diventato imperdibile per Natale. Sì, imperdibile e importante nello stesso tempo. Innanzitutto siamo alla 10ª edizione del burraco di beneficenza. È importante, sai perché? Per due motivi. Perché è un momento bellissimo per i giocatori, per chi partecipa. È un momento bellissimo perché ha uno scopo particolare, appunto la beneficenza. Stasera noi siamo tutti qua sorridenti, contenti, ma siamo ancora più contenti perché regaleremo qualche sorriso a chi ha di diritto di averlo, il sorriso, e noi dobbiamo darglielo come facciamo di solito. Si diverte a giocare, ma anche si contribuisce a una serata di solidarietà. Sì, questo gioco vale doppio perché giochiamo, ci divertiamo, ma allo stesso tempo facciamo beneficenza. È un modo come è il nostro, no? Il centro sociale fa ogni anno, quindi anche quest'anno vediamo tanti visi nuovi di gente che sta iniziando a giocare con un gioco che molti dicono sia vintage, ma mantiene i giovani. Il burraco oltretutto è un gioco bellissimo, un bel passatempo, è un modo per stare insieme e allena la mente, suggerisce Liliana. Naturalmente dicevi l'importanza della solidarietà, però se si vince al tavolo ancora meglio, no? Assolutamente sì, perché c'è una competizione agguerritissima e quindi non puoi più distrarci. Valore doppio per beneficenza, quando si sposano le due cose, il gioco e la beneficenza, non possiamo che essere felici, presenti, e accogliamo con piacere queste iniziative e che ne vengano sempre a venire, così ci divertiamo e facciamo beneficenza. Però insomma, se si vincesse non guasta. Quello sempre, e poi quando c'è sempre la sfida c'è l'adrenalina, e se si vince va bene così. Cosa dà il burraco, ma cosa dà soprattutto la beneficenza? Allora, il burraco dà la convivialità, lo stare insieme, il divertirsi. Poi se il divertimento è coniugato con la solidarietà, e allora vale 1000 volte tanto. Ma questa partita com'è andata? Questa partita c'è il signore che sta facendo i conti, però penso che sia andata alla grande. E se non è così tu dirai che è andata alla grande, vero? Grazie, grazie.